Entrano le squadre in campo al Palacicogna di Ponzano. Kame Treviso e Sandro Abate si giocano nel posticipo dell'ottava giornata di andata della Serie A. Quinto, 3 punti fondamentali per l'umore, per la classifica, per cercare di rilanciarsi in un momento complicato. Fischietto in bocca. Partita con il segnale di avvio di De Lorenzo con i piedi al rilancio tra le mani di Pietrangelo che va nuovamente dall'altra parte, la sponda di testa di Giapa Vieira. In verde. Il sinistro vincente e c'è il gol della Kame. Giapa Vieira la sblocca subito, sono passati 23 secondi dall'inizio della partita. Il gol del capitano della Kame, Giapa Vieira, 1-0. Un po' fermina questa difesa, lo vediamo qua. Tutti e quattro un po' fermi, la palla non è stata attaccata. Il terzo, ovvero Mello, che dovrebbe difendere quella linea di passaggio. Per Donin con lo scarico per andare lui a fare il pivot. Giapa Vieira in isolamento, riallarga la giocata su Antoniazzi che ha spazio per liberare il sinistro, pallone che balla dentro l'area di rigore e arriva il raddoppio della Kame. Ancora lui, ancora Giapa Vieira, 2-0. Li fa belli, li fa brutti, li fa di rapina, li fa sporchi, perché lui ha questa capacità, no? Guarda qua che bravo, capisce che arriva il blocco, capisce che la palla può andare a finire lì, passa alle spalle di Victor Mello, la palla rimane un po' lì sporca, brutta, ma è pur sempre un gol. È approdato a Sala Consilina, dove sta facendo una grande stagione la squadra del Valle Odiano, e qui Ducci a dire di no, ma è arrivato troppo facilmente Azioni a calciare. Victor Mello, che botta che aveva tirato Capurso, pallone lì, Pietrangelo di posizione, attento, tiene ancora viva la palla la Sandro Abate con il sinistro di Lucio che finisce fuori. Dentro di Lucio, botta, vedi, anzi Galletto, scusa. Lo possiamo vedere bene da qua, 2-1-1 2-1-1 puro per la Kame. La conclusione, e gli lasciano il tiro da fuori. Quando sviluppa l'azione usando tutti. qui ancora una conclusione, Ducci ingloba il pallone tra le mani, il pallone nella propria metà campo di Lucio, scusate, pallone imbucato, pallone che resta lì, bravo Pietrangelo, arriva il suono della sirena e fischiano 2 volte gli arbitri. È iniziato il secondo tempo di Kame Treviso. Sandro Abate utilizzare l'attacco, e in questo devo essere sincero. Pallone che arriva dentro l'area di rigore, sfiora il 3-0 la Kame. Abate sta cercando di tenere alta la prima linea di pressione. Intanto qui l'errore di Ducci e poi l'occasione che non si concretizza con Giapa Vieira che si mangia ancora una volta il gol della tripletta. Classico gioco e vado, va a creare superiorità all'interno della zona calda. Altro sinistro di Sutton, altra occasione per la Kame. Si deve risistemare adesso la Sandro Abate. Galletto in 1 contro 1, arriva fino in fondo, prova a mettere la zampa di Lucio, non ha trovato la porta. Attenzione però che è risalita la Kame con Donin, palla sul secondo palo, non trova Sutton. Galletto con la giocata dove sbuca di Lucio, si è aperto il campo con Victor Mello che per poco non trova il super gol. E arriva invece il gol del 3-0, la tripletta di Giapa Vieira. Incomprensione assoluta sul cambio, dormita della Sandro Abate e la Kame scappa. Sì, perché è stato bravo Pietrangelo, è stato bravo perché ha capito che stavano per cambiare, perché prima non ha guardato minimamente l'azione. Qua vedi azione veloce da un lato, Pietrangelo prima ci mette un po', poi si alza subito, va a prendere la palla, rilancio, cioccolatino per Giapa Vieira che non può fare altro che senza portiere depositare la palla in rete. Tripletta per il 12. Credo che te ne picchia 3 su 3, che gli vuoi dire? non è ancora finita. No, per carità, manca ancora 15 e monetine. Qui la Sandro Abate riesce in qualche modo a muovere il pallone con la palla verso Galletto, vanno verso la porta. E perché vanno giù le ultime 3 e poi c'è il play out. Qui intanto Galletto fermato 2 volte da Pietrangelo, molto bravo. Il quarto da destra. Botta, palla verso Galletto, ancora su Botta. Galletto libera il sinistro, palla in area di rigore. E ancora un'occasione per la Sandro Abate, bravissima qui la Kame. Verso Botta, infatti gli affida il pallone, riallargato a sinistra su Victor Mello.
prova a lavorare dentro l'area di rigore, attenzione il contatto, non c'è nulla, Galletto prova a risolvere la situazione e lo fa con il gol del 3-1. Sì, palla risputata fuori una volta, due volte, tre, alla fine poi Galletto è stato bravo a tenere la palla bassa. Il gol è stato fatto con la qualità nel tenere la palla bassa, questa è la prima, risputata fuori di nuovo la 2 e poi Galletto bravo a tenere la palla bassa. Pulendo il pallone che torna da Pietrangelo che a sua volta lo riallarga sulla corsia di sinistra, avanza ancora la Kame con la giocata e la grande parata di Duci. Prova ancora la Kame con il salvataggio sulla linea, pallone che resta ancora lì. Tormello va da Galletto, Pietrangelo botta verso Prea che passa in mezzo al traffico, pallone in angolo, attenzione che vanno per la porta per il colpo del 4-1 che non arriva. Giapaviere dice a posto così, e allora è davvero a posto così perché suona la sirena. La Kame Treviso ottiene i suoi primi 3 punti stagionali tra le mura amiche, batte per 3-1 la Sandro Abate Avellino e chiude così l'8ª giornata di campionato. Kame che sale a quota 7 punti agganciando la Pirossigeno Cosenza, rimane a quota 4 insieme al Global Work Capurso la Sandro Abate.